Buongiorno, ancora più stringato dell'intervento precedente. Io non posso, sono qui in rappresentanza della Presidenza di ANCI Veneto per esprimere l'apprezzamento per questa iniziativa. L'ANCI è per definizione, per struttura, trasversale e quindi non può che apprezzare il fatto che una proposta di legge venga fatta in maniera trasversale, che venga fatta in modo unitario, anche perché l'argomento lo richiede assolutamente. Ecco, io sono rimasto impressionato dall'intervento del dottor Terzo prima relativamente alla struttura le strutture che dovrebbero contrastare i fenomeni mafiosi, che sono purtroppo sotto organico, e questo ci dovrebbe far riflettere su come si formano poi le leggi proprio. Ecco, un'altra cosa. Io ho apprezzato prima nell'intervento della rappresentante di Emilia Romagna il fatto che tutti gli assessorati sono stati coinvolti nella formazione della legge, ed è l'essenza di un intervento legislativo di questo tipo. La società va vista a 360 gradi per poter fare interventi efficaci, quindi noi come comuni dobbiamo impegnarci a essere elementi positivi, far funzionare le nostre istituzioni, farle funzionare bene, perché è il primo modo per evitare che ci siano infiltrazioni di illegalità. Ecco, quindi dichiariamo tutta la nostra disponibilità sia per contribuire a scrivere questa legge, sia poi per essere applicatori diligenti e anzi appassionati sul territorio. Grazie a tutti. Grazie.